lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Volley, Palmerston, svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Carissimi amici di Tutto Udinese, benvenuti a una nuova puntata dell'Agenda, l'appuntamento che ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 15, racconta le notizie quotidiane dello sport friulano. Vi presento oggi il mio caro, nonché caro amico, ma anche giocatore, soprattutto laterale delle Eagles Futsal Cividale, Anel Kandic. Ciao Anel, come stai? Ciao, tutto bene? Tu come stai? Bene, bene. Sono contento. Sono contento di averti qua per analizzare un po' quella che è la stagione dell'Eagles Futsal, stagione che si è conclusa dal punto di vista della stagione regolare, perché il campionato di Serie B è finito nell'ultimo weekend, però non è finito per l'Eagles Futsal, perché adesso vi aspettano i play-out. No, adesso abbiamo, diciamo, il compito più duro è quello di salvarsi, ovvero che puntiamo ai play-out e non vediamo sicuramente l'ora di giocare. I match sono il 25 aprile che giochiamo da fuori casa a Bolzano, e invece in casa alla Palagesteco giochiamo il 3 di maggio. Ti dico, Ale, la stiamo preparando molto bene, stiamo lavorando in settimana intanto per la gara di andata, e poi penseremo al ritorno davanti al nostro pubblico di fare un'impresa, ecco. Sì, perché di fatto le Eagles sanno di essere, fra virgolette, condannate al play-out già da qualche settimana, perché con 2 settimane d'anticipo, con 2 giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato, si sapeva già matematicamente che la retrocessione non era più uno spettro, perché si sapeva insomma della retrocessione diretta del Padova, e si sapeva insomma che sarebbe stato impossibile raggiungere quel quartultimo posto che avrebbe permesso la salvezza diretta, posto che si è preso il Real Bubi Merano. Questo spareggio insomma contro una squadra come il Neugries, che avete già affrontato 2 volte, ma facciamo un passo indietro, perché comunque nelle ultime 2 giornate sono state importanti in qualche modo anche queste. Perché? Perché prima avete giocato a Verona, è stata una gara insomma decisamente sottotono, ma anche dal punto di vista mentale era comprensibile che le energie mentali, no, non arrivassero come speriamo poi arrivino nel finale, nei play-out. Energie mentali che sono tornate invece nell'ultima gara in casa. Sì, hai detto bene, perché ti dico anche l'ultima che abbiamo portato il risultato a casa con un buon risultato. Diciamo che vincere aiuta a vincere, no? Affrontiamo appunto questi play-out con più consapevolezza, più energia e più voglia soprattutto. Vittoria contro la Tesina per 9-3, Esatto. che è stato lo stesso risultato poi ottenuto al contrario, no? In realtà in casa del Verona, in quella prestazione che è totalmente sottotono, poi ribaltata insomma contro la Tesina, e se vincere aiuta a vincere è una vittoria importante, non però solo dal punto di vista mentale, per presentarsi al play-out in modo ottimale dal punto di vista della preparazione mentale, vittoria importante però anche per la classifica, perché spieghiamo bene, avete scavalcato il Neugries in classifica, Esatto. quindi raggiunto quel terzultimo posto che vi permette di giocarvi il play-out di ritorno, una sfida di ritorno in casa davanti al proprio pubblico, che si sa è un fattore importante. Un no? fattore importantissimo, e appunto anche se dovessimo in caso pareggiare col risultato, passiamo noi perché siamo avanti a loro, e quindi Esatto, quindi in caso di ci aiuta pareggio in ogni cumulativo caso. nelle 2 sfide, si va ai Esatto. supplementari, finiti i supplementari non ci sarebbero i rigori, ma passerebbero Esatto, le Eagles. passerebbero appunto. l'Eagles appunto perché sono davanti alla squadra di Bolzano. Esatto. Vediamo un po' anche la classifica per dare un attimo un'analisi di quella che è stata la stagione. Fino a questo momento una stagione difficile in cui tu sei arrivato in realtà a metà, poi spiegheremo tutta la tua vicenda, no? con la maglia di Eagles Futsal. Stagione difficile perché nel girone di andata, in cui tu però non eri presente, però sono stati fatti solo 4 punti, quindi un bottino magro che vi condannava in quel momento all'ultimo posto.
chiaro, le ambizioni magari societarie all'inizio erano un po' più alte. È vero, è il primo anno di Serie B, una squadra nata, una società nata un anno prima, perché dal primo anno ha vinto la Serie C, Sì, ha dominato la Serie C, non ha sì, avuto sì. proprio rivali in questo senso. Ovviamente la prima esperienza in Serie B era un'incognita, magari ci si aspettava qualcosa di più, ma la categoria che si è trovata davanti, insomma, una categoria che tu conosci bene, tra Sì, l'altro, è una sì, categoria molto ti complicata. dico, la Serie B è una categoria molto difficile, c'è un divario molto al- c'è un divario che si nota tra la C1 e la B. Però guarda, ti dico, purtroppo sì, all'andata sono stati fatti pochi punti che non ci hanno permesso, diciamo, di vivere un ritorno più sereno. Però tutto sommato nel ritorno abbiamo fatto abbastanza bene. Se facevamo questi punti anche all'andata eravamo Più che pienamente salvi, salvi, più che esatto. salvi. Sono stati fatti Esatto. 12 punti nel girone di ritorno, 4 vittorie, Sì, molto importanti perché arrivano contro il Neugris, sì. che poi analizzeremo bene in quanto Le vostri dirette avversari, i concorrenti. diretti concorrenti perché Padova, poi la Tesina appunto in ultimo turno, ma in realtà anche questo Bisuola che, come vediamo dalla classifica, quest'anno aveva ambizioni di classifica ben diverse dalla semplice salvezza, una Esatto. squadra che si è giocata fino Fino a qualche all'ultimo la settimana dalla fine, si promozione. è Sì, giocata sì. la promozione in A2. Di conseguenza sì, meno rispetto alle aspettative iniziali, ben di più invece rispetto a come si era messa all'inizio, perché c'è stata una svolta poi da gennaio in poi, no? Ma guarda, ti dico Ale che noi avevamo, cercavamo e quando sono arrivato volevamo solo la salvezza, quindi era nostro, siamo stati acquistati, diciamo, per aiutare la squadra ad arrivare a questo obiettivo. Poi ce l'abbiamo fatta in pratica fino a metà, nel senso adesso dobbiamo giocarci i play-out, nonostante siamo, diciamo, favoriti sulla carta, però noi, diciamo, cerchiamo e proviamo questa grande salvezza a portarla a termine, perché noi ci crediamo tantissimo. Insomma, tu sei arrivato qui a gennaio, Sì, no? esatto. Sei arrivato a gennaio nell'ultima gara del girone d'andata, quindi tu quest'anno l'unica squadra che hai affrontato 2 volte è questo Futsal, la Tesina, no? Che hai Sì. affrontato nell'ultima del girone d'andata e nell'ultima del girone di ritorno. Sei arrivato in una trasferta, sei arrivato quasi all'ultimo, no? Ah, Rispetto a quel giorno la del sera primo. prima è stato fatto l'acquisto, diciamo. Ecco, raccontaci un po', tu hai giocato, ma ricorderemo poi, anzi posso farlo anche adesso, tu hai giocato 2 anni in Serie B a Palmanova, Sì, correggimi se sbaglio, hai fatto un anno a Manzano l'anno sì, scorso. Nella prima parte di stagione invece hai fatto uno switch, no? sì, Saltato di livello e sei andato in A2. sì, sono andato in A2 alla Canottieri Belluno, in Veneto, e diciamo che sono stato lì in categoria più alta, in A2 appunto. È stato molto difficile a livello psicologico fare, diciamo, questo switch perché ero fuori casa. Diciamo, è stata anche un'esperienza formativa, cioè nel senso mi ha fatto crescere a livello mentale, come professionista mi ha fatto crescere, però alla fine ho voluto tornare a casa dove... Dove si sta sempre bene, no? Esatto, esatto, Ma bravissimo. quanto ti ha aiutato dal punto di vista mentale, ma anche di campo, sebbene solo pochi mesi, perché hai fatto la prima parte, no? Sì, i Di primi 4 stagione. mesi, Ecco, esatto. dopo 3 anni in B e adesso che sei tornato in B, quanto è stato importante anche un'esperienza, va bene fuori casa, ma soprattutto un'esperienza in una categoria maggiore, quindi con stimoli maggiori, persone anche con un'esperienza maggiore sia in panchina che in campo. Quanto ti ha aiutato tutto questo? No, mi ha aiutato tantissimo sicuramente perché affronti avversari, diciamo, più forti e anche di livello cresci, però come ti ho detto a livello psicologico non mi ha aiutato molto perché è stata come la prima esperienza fuori, ti abbatte un po' la cosa, no? Certo. Perché sei fuori da tutto, cioè, ehm, non vedi i genitori, non vedi la ragazza, fuori dalle proprie abitudini. E tornare qui mi ha sollevato molto e sono contentissimo di aver fatto questa scelta alla fine, anche se tornassi indietro la rifarei, ti dico la verità, Di perché giocare in A2? sì, 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 certo, perché come ti ho detto è una cosa, mi ha fatto molto crescere come professionista. E sei tornato a casa, sei tornato nella categoria che conosci bene, appunto come hai detto prima, con l'ambizione, no, di Di salvare, questa è salvarsi. la tua missione di questa stagione, è quella di salvare questa squadra assieme a Pato Jimenez, siete arrivati assieme praticamente, lui è arrivato, anzi avete esordito nella stessa partita, no? Sì, Contro la Tesina, e direi che in un modo o nell'altro l'upgrade si è visto, no? no, si è visto sicuramente. Diciamo che noi volevamo, sia io che Pato, portare alla squadra esperienza, anche qualità,
e cercare la squadra, perché la squadra è una buona squadra, ha delle qualità, ma cercare, diciamo, di dare un ulteriore aiuto per arrivare a questo obiettivo, che all'inizio sembrava un po' difficile, no? Però man mano, col passare del tempo, abbiamo visto che potevamo farcela, arrivare ai playout e arrivare appunto al terzultimo posto, il quale siamo arrivati adesso. E ti dico, siamo molto contenti, sia io che Pato, di aver aiutato la squadra ad essere arrivato a questo obiettivo. Pato è arrivato, ricordiamo, per un po' sopperire a quella mancanza nel ruolo di pivot, perché fino a quel momento c'era solo Christian Florio, no? Sì. Un giocatore dalle enormi qualità, ma che sappiamo che in uno sport del genere uno per ruolo non basta, Non no? Quindi basta, non serviva basta. un altro pivot, è stato scelto il pivot straniero, un pivot insomma di esperienza, perché anche lui ha giocato diverse stagioni anche in categorie più alte, Sì. no? Qua in Italia, nonostante sia argentino d'origine, è argentino, è qua da 2 anni e mezzo, è argentino. Tu sei arrivato insomma in un ruolo di laterale dove sono tanti e diversi gli interpreti, ma in quel momento serviva qualcosa di più, una certa imprevedibilità, ma anche di esperienza diversa, e direi che l'hai portata. Ritorniamo un attimo a parlare di quello che sarà l'avversario. Perché? Sì. Perché lo conosciamo, un avversario che avete già affrontato 2 volte in questa stagione, nell'andata non c'eri, quindi magari te l'hanno già raccontata sicuramente, ne abbiamo anche già parlato assieme, ma la racconto un po' io ai nostri amici di Tutto Udinese. Si è giocato a Manzano, una partita che sembrava indirizzata dalla parte dei Bolzanini, che erano sopra 2-0 fino a pochissimi minuti dal termine. Le Eagles sono riuscite a riacciuffare con 2 gol a un minuto dal termine, insomma si era arrivati sul 2-2, e nella foga, no? Che ci sta, foga, lo sport è anche questo, nella foga di poter cercare il gol per ribaltarla, il gol del 3-2, è arrivato invece il 3-2 in contropiede all'ultimo secondo praticamente da parte del Neugris. Gara di ritorno con un copione decisamente diverso. Sì, gara di ritorno siamo andati in svantaggio, ma nonostante avendo dominato praticamente tutta la partita noi. È una squadra, ti dico, molto organizzata a livello tattico, però a livello dei singoli noi siamo un po' meglio di loro, perché abbiamo sulla carta, siamo più forti, però alla fine sì. Conta il risultato finale, Esatto, no? esatto. Certo, è una squadra organizzata in un certo modo poi, perché mi ricordo quella partita siete riusciti insomma a dominare il gioco completamente. Loro su praticamente l'unico ribaltamento di fronte hanno trovato ad 1-0, da lì pali, occasioni, parate, gol sbagliati anche, e anche lì a pochissimo dal termine eravate sotto. Sì, guarda, eravamo sotto, ma noi siamo stati bravi a crederci, perché gli ultimi 4 minuti siamo riusciti a portarla fuori. 4-1, no, alla fine? 4-1, esatto, bravissimo. Siamo stati bravi a crederci, e è stata una cosa molto importante, perché magari qualcuno si butta giù subito sull'1-0, sai, una partita molto tesa, perché è uno scontro diretto. Noi invece su 4 minuti dalla fine siamo riusciti, diciamo, a farne 4 e a portarla a casa meritatamente. Sì, perché comunque, visto il risultato fino a quel momento, uno magari guarda il risultato da fuori, dice hanno fatto 4 gol nell'ultimo minuto, o più o meno, dice magari quasi meritato. In realtà è un risultato che poteva essere ben più largo rispetto a quanto abbiamo visto durante l'arco della partita intera, perché avete dominato il lungo e il largo, quindi sono arrivati un po' tutti i gol che erano mancati fino a quel momento. Un avversario che ha delle caratteristiche precise, perché è un avversario che sta molto basso, riparte in velocità, fa del contropiede probabilmente la sua Sì, arma, la sua arma è migliore, no? esatto, E sarà bravissimo. importante anche in questo senso. Lettura giustissima. Ecco, sono contento, grazie Titta, no? Che ci guardi sicuramente, e quindi è un avversario da questo punto di vista studiabile in questi termini, in queste 2 settimane che saranno molto importanti, anche perché adesso effettivamente sapete che partite vi aspettano. Sì, guarda, noi sicuramente già da questa settimana abbiamo iniziato a prepararci per quanto riguarda la partita di andata, però ti dico, piano piano cercheremo appunto di analizzarla al minimo dettaglio, cioè cercare di avere meno errori possibile. Ora probabilmente avrete recuperato tutti Sì, per quella partita, diciamo, no? abbiamo recuperato tutti tranne Mattia De Bernardi, che Esatto. appunto viene fuori Che di fatto è il grande, colui che più è mancato in questa stagione, Sì, perché povero, ha avuto anche sfiga, è fuori si è rotto il crociato. E sì, è una stagione sfortunata purtroppo per non lui. è con noi, ti dico. No, stagione Ci avrebbe aiutato. sfortunata per il classe 2005, che si è
infortunato al ginocchio a inizio stagione, no? Sì. Probabilmente il primo allenamento, se non sbaglio, uno dei primi allenamenti. Sì, non c'ero. Quindi Tu ancora non c'eri. È mancato a lungo, verso gennaio-febbraio è tornato in campo, è tornato anche bene, e non era facile, perché insomma sappiamo che dopo un infortunio del genere, anche dal punto di vista della fiducia, non è facile tornare bene, lui l'ha fatto, fino al crack finale, no? Che lo ha condannato a restare fuori anche in queste ultime partite, e quindi un augurio, un bocca al lupo a Matti come sempre. Gli altri sono recuperati, quindi squadra al completo, e quindi chiedo a te una cosa che mi piace chiedere un po' a tutti voi, anche quando vi intervisto a fine partita. Secondo te quali sono gli ingredienti principali, al di là del studiare l'avversario, no? Di allenarsi bene e quant'altro, quali sono gli ingredienti anche dal punto di vista del gruppo che serviranno, no? In partite come questa? Ma guarda, ti dico, sicuramente il gruppo deve essere unito, soprattutto anche se si va magari sotto, il gruppo deve essere forte e unito, come al ritorno appunto che siamo stati, a qualsiasi, cioè deve essere pronto a tutto, no? E sicuramente in queste partite fa differenza il singolo, perché il colpo del singolo può aiutare, però ti dico, la cosa più importante è l'unione, perché se noi siamo uniti siamo fortissimi. Se invece abbiamo un momento che siamo ognuno per la sua, non va bene. Concordo quello che dici sui singoli, ma se questo è l'ingrediente, diciamo che le Eagles Futsal possono insomma stare contente, perché di singolarità ce ne sono e come in ogni reparto, no? Ci sono Sì. giocatori che o giovani, penso a Chicco Germanà, penso a Alessio Petris, penso allo stesso Christian Florio, quindi Sì. ne vediamo già uno per ruolo, singolarmente hanno dimostrato di poter dare molto a questa categoria, e ci sono giocatori d'esperienza, Sì, e ti ce ne sono dico, tantissimi. da quando sono arrivato io, soprattutto i tre che hai nominato, che sono i più giovani, sono migliorati moltissimo, hanno avuto una crescita, proprio mi hanno impressionato, perché sono ragazzi che si vede che proprio vogliono lavorare, vogliono imparare il futsal. Sono due giocatori, parliamo di Germanà e di Petris, che stanno trascinando tra l'altro anche l'Under 19 nelle parti più alte della classifica. Adesso si giocheranno i playoff, no? Dalla settimana prossima, la Gesteco già domenica. Di conseguenza sono due giocatori che sono importanti in entrambe le vesti, perché nell'Under 19 sono quelli dominanti, ma stanno dando una grossa mano. Ma anche a livello di minutaggio stanno giocando tanto, hanno tanto spazio anche in questa squadra. Meritato, diciamo. Più che meritato, certo. E poi, come ti dicevo, ci sono giocatori di esperienza, partendo dal capitano Nils Turolo, passando poi ai vari Barile, no? I due portieri, Agrizzi e Patti, poi ai vari, che penso ai vari Bearzi, Gasic, Sì, tutti quanti, Fabbro, sono tutti giocatori che vantano, no? Tanti anni di esperienza in questa categoria, che in partite come questa sono necessari anche per tenere tutta la squadra, giovani compresi, calmi e concentrati, no? Bravo, hai detto benissimo, sì, l'esperienza è un'altra carta, diciamo, che va usata, perché è quella che ti porta al risultato alla fine, no? Certo. I giocatori quelli che hanno più esperienza, diciamo, possono darti una mano in più, però poi non è detto, anche i giovani ti possono dare una mano ad arrivare al risultato, però ti dico, speriamo, noi vediamo, noi sicuramente combatteremo esatto. Serve il guizzo del singolo, no? In ogni finale, così certo. come la finale dei Champions c'è sempre questo Cristiano Ronaldo che combina qualcosa, ma anche nelle finali di terza categoria sempre la giocata del singolo il più delle volte, no? È quella che rimane svolta. Impresso, ecco. Non ti ho menzionato, nonostante tu sappia la stima di te che ho come giocatore, Grazie, come ragazzo, ma tu, insomma, e sei qua anche per quello, te lo ricordo, senza metterti ansia, ma sei uno di quelli che gli imputati maggiori, no? Da cui ricercare quella giocata che servirà in partite così importanti. Noi abbiamo provato ad analizzare un po' quella che sarà la partita, il campo, chi meglio del campo potrà darci il verdetto. Nient'altro meglio del campo. Solo soltanto il campo. Noi possiamo analizzare quanto vogliamo, sarà invece il campo a dirci quello che succederà. Quindi diamo appuntamento a tutti sabato 3 maggio. Sì, sabato 3 maggio alla Palagesteco, e vi aspettiamo in tanti, appunto, per darci una mano a tifare. Certo, molto importante anche la presenza del pubblico, no? Sì, molto importante. Una cornice così bella come quella del Palagesteco. Esatto. Quindi lì sapremo già il risultato della gara di andata, aspetteremo quella di ritorno con tutto il pubblico. Anel, io ti ringrazio. Ringrazio te, è stato veramente un piacere. Anche per me portarti giornata. qui. Noi adesso, dopo un breve spot, passeremo ad analizzare tutto lo sport friulano, parleremo di Udinese, parleremo di basket, quindi di Apu e Gesteco. Ti ringrazio, ci vediamo il 3 maggio. Ciao. Ciao.
Rieccoci qui da un ospite a un altro, ma non posso dire ospite perché se nel Candy c'era un ospite, adesso do il benvenuto a un collega che è la prima volta, no, che ci raggiungi qua, di solito sei collegato da Firenze, giusto? Esatto. Prima volta che viene qua con noi in redazione, Alessio Galetti. Ciao Ale, come Ciao stai? a tutti, tutto bene, grazie. Allora Ale, settimana particolare, no? Per l'Udinese, reduce da 3 sconfitte consecutive e che adesso si gioca una partita importante anche per quelle che sono le ambizioni da qui alla fine e affronta un Milan diverso dal Milan che conosciamo di solito. Che partita ti aspetti? Allora, sicuramente a Udine arriva una squadra non in salute, come d'altronde però non lo è neanche l'Udinese, visto le ultime 3 sconfitte. Diciamo che in questa stagione sia i risultati che le prestazioni stanno dimostrando che il Milan è una squadra veramente imprevedibile, perché ad esempio può andare a vincere al Bernabeu contro il Real Madrid e poi fare dei clamorosi passi falsi contro squadre meno blasonate. Quindi secondo me, cioè, secondo il mio punto di vista è molto difficile fare una sorta proprio di pronostico. Sicuramente l'Udinese deve cercare di risollevarsi dopo gli ultimi risultati e anche le prestazioni molto negative. Però c'è anche da dire che il Milan non sta, ha molte assenze e molti dubbi di formazione, come ad esempio appunto Gimenez, che dopo la botta che ha preso al fianco nella partita contro la Fiorentina è ancora in dubbio, e gli assenti sicuri saranno appunto Walker, Emerson Royal e Loftus-Cheek. Ecco, adesso andiamo un attimo a commentare quelli che sono indisponibili, i 2 lungodegenti ormai che sono Emerson Royal e Loftus-Cheek, che continua a avere continuamente, Esatto. forse per fortuna degli avversari, ma meno fortunato il Milan perché è un giocatore che sposta gli equilibri, che a me piace tanto, e si aggiunge appunto Walker, arrivato nella sessione di mercato invernale, che aveva dato insomma una spinta su quella corsia di destra che era mancata fino a questo momento. È un giocatore magari che dal punto di vista statistico non sorprende, no? Non impressiona, ma è un giocatore che là dietro è un macigno, per tutta l'esperienza accumulata negli anni anche al City, è un giocatore insomma che avercelo o non avercelo fa la differenza, e mancherà a Udine appunto per questa frattura al gomito che è la notizia dell'ultimo minuto. Esatto, hai detto bene, avercelo o non avercelo fa la differenza. Infatti si è dimostrato il fatto di quando ha sostituito Emerson Royal, che comunque anche le prestazioni sulla fascia destra del Milan sono drasticamente migliorate, e sicuramente sarà un'assenza pesante per la squadra di Conceição, che bisogna vedere come lo rimpiazzerà. Secondo le ultime notizie, insomma, dovrebbe essere Terracciano a sostituire l'inglese, però non è da escludere neanche l'ipotesi Gimenez, che molte volte in questa stagione è stato schierato come esterno offensivo, e quindi sarà ancora da valutare, insomma. Poi, come hai detto bene, Loftus-Cheek, che era proprio rientrato prima dal lungo infortunio, prima della partita contro il Napoli, e poi è stato operato di appendicite, quindi starà fuori un altro mese. E appunto, come hai detto in precedenza, i veri dubbi sono in attacco, perché se forse l'uomo più in forma adesso dei rossoneri è Jovic, che potrebbe candidarsi per una maglia da titolare. Che fino a qualche settimana fa era al di fuori totalmente dal progetto, no? L'abbiamo visto più volte accomodarsi addirittura in tribuna, e adesso è chiamato, no? Magari a sostenere l'intero peso dell'attacco rossonero. Esatto, anzi proprio nel mercato di gennaio aveva avuto qualche offerta per andare via da Milano, però alla fine insomma la società, l'allenatore hanno deciso per la permanenza, però bisognerà vedere appunto come finirà la stagione e quant'altro. E Abram, che comunque è un altro che ultimamente sta facendo molto bene, che dovrebbe essere a disposizione per l'Udinese, però non è detto che possa partire dal primo, quindi ci saranno molti dubbi per Conceição. Molti interrogativi per Coessensao. Per quanto riguarda l'Udinese, insomma, più o meno sappiamo qual è la situazione. Manca da capire effettivamente le condizioni di Toven, che è colui che sta mancando, no? Soprattutto in queste ultime 3 gare si è sentita l'assenza di Toven, che ha insomma cambiato completamente le gerarchie là davanti, ha cambiato però anche lo stile di gioco dell'Udinese, e la speranza è quella di vederlo almeno dalla panchina contro il Milan, anche se al momento le indiscrezioni non fanno pensare bene in questo senso. Sì, la speranza è quella, anche perché chi lo ha sostituito in queste ultime 3 partite si è dimostrato non all'altezza. Basti pensare ad esempio a Iker Bravo anche nell'ultima partita, oppure Kelenka a San Siro, che non si è praticamente visto. E
sicuramente, come hanno detto Runjaic e Solé dopo la partita contro il Genoa, è un'assenza che pesa, è un giocatore che manca molto a questa squadra, anche perché è il faro tecnico, è colui che da colui passano tutte le azioni offensive dei bianconeri, e bisognerà vedere, e secondo me anche Luca ne sta risentendo, perché avere uno come Toven che magari gli gira attorno è un conto, magari avere comunque un Iker Bravo che tende ad abbassarsi molto di più. Poi sappiamo lo stile di gioco che predilige Luca, cioè che lui ha bisogno di avere palloni in area di rigore, e questi palloni ultimamente non stanno proprio arrivando, tralasciando l'errore che si è visto al Marassi. Però sì, Luca dovrà anche appunto stare molto attento, perché è diffidato, e la prossima partita proprio a Pasquetta sarà proprio contro il Torino, che è a pari punti con i Che è bianconeri. quello che forse, come abbiamo detto più volte, è il vero scontro diretto, no, dell'Udinese in questo momento, perché se l'ambizione è, oltre a quella di arrivare a 50 punti, è quella di rimanere nella parte sinistra della classifica, adesso siamo stati scavalcati dal Torino, in realtà siamo a pari punti, ma al Torino spetta la 10ª posizione, forse finite le ambizioni europee, ce ne fossero mai state, chiuso direi ormai il discorso salvezza, l'ambizione è quella, e fallita la prova col Genoa che adesso torna a -2, è tornato a -2, adesso quello col Torino è la vera e propria sfida che da qui alla fine deciderà quelle che sono un po' le sorti dell'Udinese in questo senso. Dovrà stare attento Lucca, arrivato già alla 9ª sanzione, no? Che sono un po' tante come per un attaccante, per una punta centrale, no? Cosa dici, Ale? Sì, sono d'accordo, e lo stesso Runjaic lo ha fatto notare, perché ha dichiarato che è un giocatore che commette troppi falli, soprattutto anche per essere un attaccante, che dovrebbe sfruttare proprio la sua fisicità a suo favore, e quindi sì, penso che però sarà anche molto importante proprio la prestazione contro il Milan per arrivare alla gara col Torino in maniera, cioè, mentalmente in maniera positiva, perché mettiamo caso che contro il Milan arrivi un'altra sconfitta, poi andare a Torino non è facile con la Non è fiducia a mai zero. facile giocare all'Olimpio Grande Torino, figurati dopo 4 sconfitte di fila, Esatto. no, Ale? Di conseguenza sì, partita importante però anche per lui, perché chissà che il Milan, no, possa essere una delle vere e proprie pretendenti che quest'estate faranno a gara per assicurarsi il suo cartellino, quindi anche una vetrina anche per lui una partita del genere, no, Ale? Esatto, come ad esempio lo era stato con Solé a San Siro contro l'Inter, che ha sfornato una prestazione sontuosa, era stato il migliore dei bianconeri, e comunque Luca c'è anche da dire che non trova il gol proprio dal rigore tanto discusso a Lecce, quindi sono un bel po' di partite che non trova la via della rete, e i tifosi bianconeri e anche la squadra ha bisogno dei suoi gol. Esatto. Interpretando un po' quello che dici, no? Un giocatore si vede se effettivamente è pronto al grande salto anche in occasioni come queste. Solé lo ha dimostrato, perché in quello che probabilmente è lo stadio più importante d'Italia e più difficile d'Italia in questo momento, che è quello dell'Inter, ha sfoderato una prestazione difensiva ottima e clamorosa là davanti con il gol, no? Partito dal centrocampo, ha fatto tutto lui, e lì ha dimostrato insomma di essere, lo sapevamo già, ma lì lo ha dimostrato proprio nell'effettivo, di essere un giocatore maturo e pronto per categorie ancora più alte. Lo è già stato, insomma, uno che ha giocato in Champions League, lo è già stato. Lucca in una partita come questa, appunto perché lui stesso avrà una certa pressione addosso, un attaccante nelle partite in cui è sotto pressione deve fare gol, no? Per diventare un grande attaccante, e questa è la partita giusta. Diffidato non è l'unico, perché ci sono altri giocatori titolari dell'Udinese che sono diffidati, oltre a Giannetti, che adesso è un po' sparito dai radar, ma i vari Christensen, Izibue, Pagero, Lovric, sono tutti giocatori che rischiano, con un altro giallo, di saltare la partita col Torino, che come abbiamo detto forse è la più importante. Esatto, soprattutto il rischio squalifica di Lovric e Pagliero, che comunque stanno dimostrando, Lovric da tutta la stagione, ma Pagliero proprio nelle ultime uscite, stanno dimostrando di essere dei giocatori fondamentali, sia in mediana soprattutto, e magari non averli a disposizione per la gara contro il Torino sarebbe un qualcosa di parecchio negativo. E sicuramente però questi giocatori non dovranno pensare a non prendere la munizione contro il Milan, perché sarà molto importante anche la gara contro i rossoneri, però ecco, è giusto anche avere questo pensiero, avere un occhio di riguardo anche a questo aspetto. Inutile parlare del passato, ma io adesso guardando la classifica non posso che pensare che sia
un peccato non aver fatto punti nelle ultime 3 gare, perché arrivate a quota 40 i bianconeri si sono di fatto inceppati, ma pensa a questa partita se avessimo 4-6 punti in più, sarebbe quasi uno scontro diretto per quel nono posto che di fatto non serve dal punto di vista effettivo, perché non ha riscontri europei e quant'altro, ma sarebbe uno stimolo maggiore giocarsi una partita con il Milan con pochi punti di differenza, sapendo che in caso di vittoria li scavalchi e guadagni un'altra posizione in classifica, no? Anche solamente per il fatto di scavalcare comunque una squadra che, come il Milan, che pur le difficoltà che sta affrontando quest'anno, comunque è una squadra molto blasonata e sai, avere più punti di una squadra del genere sarebbe stato molto positivo. Sicuramente c'è tanto rammarico soprattutto per le gare contro Verona e Genoa, perché sono state 2 partite nelle quali per 90 minuti l'Udinese ha espresso un gioco molto mediocre, se si può dire così, ed è stata punita da 2 episodi alla fine, perché contro il Verona è bastata la punizione di Duda, mentre col Genoa la disattenzione difensiva che ha portato al gol di Zanoli, e magari Contro l'Inter in realtà siamo stati a un passo, no? Dal conquistare un punto al San Siro, che non era poca cosa, anzi, perché comunque abbiamo giocato in realtà bene solo negli ultimi 20 minuti, ma in quei 20 minuti, oltre al gol di Solé, si è sfiorato il gol del pareggio. Quindi anche lì c'è esatto, un piccolo grande rammarico, Ale. sì, soprattutto anche perché il primo tempo la squadra è rimasta negli spogliatoi e l'Inter, se avesse fatto anche 1 o 2 gol in più, non avrebbe rubato niente. Quindi sì, forse è stato un peccato anche lì, però dimostra anche il momento un po' così dell'Udinese, che proprio Solé ha rischiato di siglare la doppietta che poteva portare un punto Sarebbe che, stato clamoroso, no? appunto, come hai detto tu prima, nell'economia della classifica non faceva tutta la differenza del mondo, però a livello mentale avrebbe potuto dare quella spinta in più anche per affrontare meglio la gara contro il Genoa. Però hai detto bene tu, è giusto pensare al presente e al futuro, e quindi ora Esatto. devono pensare i giocatori e la squadra, insomma, deve pensare alla partita contro il Milan. Chiudo il cerchio sul discorso Inter, diciamo che adesso alla luce della partita vista ieri a Monaco, all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, insomma, abbiamo anche ben figurato contro l'Inter, perché abbiamo visto che una delle squadre che si gioca la Champions come il Bayern, soffrire, a parte l'assalto in cerca dell'1-1 che poi è arrivato, ma un minuto dopo avevano già preso il 2-1, un Inter del genere che ormai possiamo dirlo, non voglio tirare guffate, però dal punto di vista del gioco non è tra le prime 8, è tra le prime 4 almeno, dal punto di vista europeo, aver comunque figurato anche solo per 20 minuti, ma l'abbiamo messo in difficoltà e sfiorato anche il secondo gol, è comunque un vanto per questa Udinese. Quindi se possiamo guardare indietro con un occhio positivo, direi che in questo senso possiamo farlo, Ale. Sì, anche perché, come hai detto bene tu, l'Inter è una delle migliori squadre d'Europa, comunque sia per individualità che come gioco espresso, e appunto lo ha dimostrato proprio nella partita di ieri, ma è anni che dimostra di stare tra le grandi d'Europa. E sì, c'è un po' di rimpianto proprio perché il secondo tempo, non dico che hai dominato a San Siro, però per una buona mezz'ora si è giocato in una sola metà campo e hai avuto tutte le occasioni. Poi davanti hai trovato un grandissimo Sommer che con 2 interventi ha salvato il risultato, però evidentemente quel secondo tempo lì non è rimasto nella testa della squadra, e infatti l'approccio che si è visto a Genova non è stato dei migliori, anzi. La speranza è quindi che nella gara che aprirà il prossimo turno di Serie A la musica cambi contro i cugini rossoneri, no? Sperando di poter approfittare anche del loro momento di difficoltà e del loro momento di difficoltà non solo di classifica, ma penso, come abbiamo analizzato bene, anche le assenze, da un bianconero all'altro, perché se c'è una squadra bianconera in difficoltà, ce n'è un'altra che invece di difficoltà sembra non averne alcuna. Parliamo dell'Apu Udine in una settimana che è di primaria importanza, perché domenica l'Apu si gioca il primo gettone, primo match point per salire al piano superiore e conquistarsi quella storica A1 che si sta aspettando da sempre. Inutile dire che potrebbe essere veramente una giornata storica, e comunque l'Apo arriva da 3 vittorie consecutive nel giro di una settimana, e l'ultima vittoria che è stata conquistata a 100 è stata proprio una vittoria di maturità, di carattere, perché hai vinto per 3 punti, però l'hai dovuta soffrire fino all'ultima palla. E però è molto bello anche che questo primo match point arrivi proprio contro Rimini, che è l'unica inseguitrice ormai, perché le altre sono tutte state tagliate fuori, e sarà una partita molto interessante, molto bella da vedere,
e la Udine dovrà cercare di dimostrare ancora una volta che è la squadra comunque da battere, perché quest'anno l'ha dimostrato, e forse anche la squadra più matura rispetto a tutte le altre, e servirà soprattutto grande gruppo, grande affettamento di squadra, e staremo a vedere insomma quale sarà il risultato finale. A Udine che ha dimostrato di essere grande, questa è un po' l'analisi che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, sempre qui in puntata, ha dimostrato di essere grande anche in un momento in cui devi dimostrarlo, perché vero, battere Cantù, batti tutte le altre negli scontri diretti, ma esistono nel corso di una stagione anche le partite in cui contro una squadra magari sulla carta meno forte, ma ferita e in difficoltà, no? Come 100 che si giocava un'altra fetta importante di stagione da un punto della classifica Esatto. totalmente diverso, perché comunque la squadra che è ancora totalmente in lotta per la salvezza, su un campo difficile e caldo, una squadra dimostra di essere grande anche quando sa soffrire e non solo vincere di 20, che è una cosa che abbiamo visto più volte in questa stagione che la rende grande già da quel punto di vista lì, ma devi sapere anche soffrire e portarti a casa delle partite tese e difensivamente importante bene come quella di 100 che quindi ti mette in difficoltà dal punto di vista offensivo. L'Apu ha dimostrato grossa maturità anche da questo punto di vista in partite così diverse. Sì, soprattutto perché quelle partite magari contro le squadre di bassa classifica sono le più complicate da affrontare, soprattutto mentalmente, perché magari rischi veramente di sottovalutare l'impegno e comunque le tue avversarie si giocano tutto, perché 2 punti fanno la differenza, soprattutto in chiave salvezza. E come ho già detto in precedenza, la vittoria di 100 è l'ennesima dimostrazione che questa squadra dimostra grande maturità e veramente manca l'ultimo passo ormai per raggiungere l'obiettivo storico. Quanto sarebbe bello poi raggiungerlo già domenica davanti al proprio pubblico, no? Rispetto, poi ci sono ovviamente altre 2 partite, perché c'è quella contro Pesaro, c'è quella contro Torino, di nuovo in casa, però quanto sarebbe bello in un Carnera che sarà stracolmo, no? Tinto di bianco-nero, raggiungere questo obiettivo proprio davanti al proprio pubblico. Esatto, come alla fine il Carnera ha dimostrato di essere il sesto uomo contro la Fortitudo, che ha dato quella spinta in più negli ultimi minuti per agguantare i 2 punti. E poi in caso di sconfitta ci sarebbero 2 impegni molto tosti, perché andare a Pesaro lo Non è mai sappiamo uno tutti scherzo, che no? esatto. E poi affronti Torino in casa che, ok, magari potresti essere superiore, però Torino ha dimostrato che con il cambio di allenatore sta ottenendo ottimi risultati. Squadra super in E, forma, lo si è visto anche al Palagestecco, no? esatto. E quindi sì, sarà proprio importante chiudere la pratica domenica sera. La speranza è proprio questa. C'è un'altra squadra che adesso lotta per obiettivi ambiziosi, è la Web Cividale. Una Web Cividale che abbiamo commentato qualche settimana fa, il Palagestecco sembrava quello il momento, insomma, di calo, l'inizio del momento negativo, oppure la consacrazione, no, del momento negativo, perché poi dopo quella Coppa Italia è finita così, a un passo dal sogno. Le energie fisiche e mentali, dico mentali perché hai perso e non hai raggiunto quel sogno che tanto volevi prenderti, fisiche perché effettivamente hai giocato 2 partite in pochi giorni, poi hai avuto subito un mercoledì, un turno infrasettimanale di recupero contro Verona, altri 3 giorni dopo è arrivata a Torino, abbiamo detto squadra in salute, perse 3 partite di fila, sembrava che il momento fosse destinato a calare. Poi, però, nel momento più difficile, peschi dal cilindro 2 prestazioni assurde per la squadra che si era vista qualche settimana prima, no? Nelle giornate prima, perché batti Brindisi a Brindisi, batti la Fortitudo al Paladozza e in un attimo hai svoltato nuovamente la stagione, no? Esatto, secondo me è stata veramente importante la vittoria di Brindisi, perché tu giocavi la Web Cividale, ha giocato per prima quella giornata e ha vinto, ha rosicato 2 punti all'avversario, infatti ha fatto un balzo notevole in classifica, è salita al quinto posto dal nono che si ritrovava. E diciamo che la Coppa Italia ha dato e ha tolto, perché comunque raggiungere la finale battendo proprio Rimini in semifinale è stato un traguardo pazzesco per una società che è nata pochissimi anni fa. Però le partite successive di campionato hanno dimostrato che la squadra aveva subito tanto dal punto di vista fisico.
e ora l'attende l'Urania Milano proprio al Palagestego questo sabato, e sarà un'altra sfida chiave, fondamentale in chiave playoff. E quindi anche lì sarà importante continuare questo trend positivo e cercare di ottenere altri 2 punti davanti al proprio pubblico dopo 2 trasferte, appunto. Una più difficile dell'altra. Esatto, che sono finite in bellezza, si può dire così. Sì, perché quel calendario che tanto sembrava difficile dopo la Coppa Italia, è vero, ti portò 2 sconfitte che abbiamo visto dovute a questo calo, anche fisiologico, poi 2 vittorie dove probabilmente nessuno si aspettava di poter far punti, però adesso c'è un'altra diretta concorrente, poi c'è 100, abbiamo appena analizzato la partita con l'Apo, una squadra che si gioca la salvezza con il coltello tra i denti e verrà sicuramente Cividale non in gita, ma verrà per strappare 2 punti, e poi c'è Orzinovi fuori casa, quindi è un calendario che poteva essere ancora più complicato, visto i problemi fino a quel momento della Web Cividale, ma che adesso appunto presenta la possibilità di restare lassù con il sogno playoff e non play-in. Esatto, e comunque vista anche la classifica che dimostra che ce la possono ancora tutte giocare, cioè ci sono talmente pochi punti di differenza, ad esempio tra appunto Cividale, magari l'11ª, la 12ª in classifica, che ancora tutto è possibile, quindi la gara contro l'Urania Milano sarà importante anche per rosicare proprio 2 punti a una concorrente, poi appunto affronterai 100 sempre in casa e, come hai detto bene tu, ha dimostrato di essere una squadra molto tosta e complicata da affrontare, e sarebbe forse importante chiudere la pratica prima dell'ultima giornata, che sarebbe bello anche chiudere la pratica appunto playoff in casa, però è giusto affrontare partita dopo partita, e adesso la squadra appunto di Pillastrini dovrà affrontare il terzo scontro diretto e non sa- e Ennesima sarà prova di maturità, no? esatto. E lo farà, possiamo dirlo, contando su 2 giocatori ritrovati. Perché? Perché il Matteo Berti che abbiamo visto nelle ultime settimane, ma soprattutto al Paladozza, è un Matteo Berti che è quello di inizio stagione. Non è quello visto nei mesi centrali, quindi un giocatore che sembrava insomma caduto in un vortice negativo senza grosso senso, no? Quindi un po' più mollo rispetto a quel difensore arcigno sotto i canestri, quel giocatore che riusciva a dominare sotto entrambi i tabelloni. L'abbiamo rivisto al Paladozza, è un giocatore che si è preso 11 rimbalzi, ha lottato e ha soprattutto molte volte vinto duelli con Freeman, che non è proprio l'ultimo arrivato, no? È un giocatore che è veramente ritrovato rispetto a quello degli ultimi mesi, Ale. Sì, ed è un giocatore comunque unico nella formazione di Pillastrini, quindi che appunto l'ha schierato fin dall'inizio a Bologna, ed è stato fondamentale ai fini del risultato. E un altro appunto che vorrei citare è Martino Mastellari, che è stato il miglior realizzatore della squadra giocando 13 minuti. Ha avuto un impatto alla partita devastante e appunto ha fatto la differenza proprio, però come si è dimostrato nel corso di questa stagione, magari la Web Cividale quando affronta squadre diciamo con maggior blasone tende a esaltarsi e magari a ottenere vittorie diciamo che sulla carta sono anche inaspettate, perché magari parte da sfavorita però poi fa il colpaccio, e quindi sarà anche importante affrontare le ultime 2 sfide che magari tu parti da favorito con la testa giusta, sempre concentrati e non sottovalutando l'impegno. Esatto, e oltre a Martino Mastellari che hai già citato tu, che tra l'altro non è ancora al meglio e lo testimoniano quei 13 minuti in campo, quindi un giocatore che ancora sta cercando la forma migliore, ma che ha messo appunto 17 punti in 13 minuti, ti fa capire già quale sia no, il suo livello dal punto di vista offensivo, quando è mancato questa squadra e quanto può dare da qui alla fine, playoff o play-in compresi. Mi permetto di citare ancora una volta questo Giacomo De Daniello che, se non va mai sotto al 6, come dico sempre io, no? Come valutazione da pagella, è un giocatore che ogni tanto, e più di ogni tanto, è determinante. Lo è stato al Paladozza perché ha prima nervosito, poi caricato di falli un giocatore non qualunque come Gabriel e l'ha tolto praticamente dal campo. Quindi anche con l'esperienza, non solo con le effettive giocate di campo, è un giocatore che è determinante in questa squadra. Sì, e anche nel corso proprio di questa stagione sta avendo un miglioramento sempre costante, sembra essere sempre più in palla. E è un giocatore che molte volte, in molte occasioni, si è dimostrato fondamentale anche a suon di punti, ma hai fatto benissimo a citare
diciamo, il gioco di nervosismo con l'avversario che lo ha portato a commettere 5 falli e a appunto uscire dal match. Però penso che alla fine la vera forza di questa squadra sia proprio il gruppo, non le individualità, per quanto comunque ci siano delle individualità non da poco, Assolutamente. perché ad esempio dei giocatori come Lember e Divo non si vede, cioè non le hanno tutte le squadre, però penso che appunto la vera forza di questa squadra sia il gruppo, e proprio anche Pillastrini lo ha detto spesso, soprattutto quando sono arrivate delle sconfitte che magari c'era difficoltà proprio a creare l'azione offensiva e ci si basava tanto sulle individualità, ma quando la squadra gira, come si suol dire, è veramente un'altra musica a Cividale. È vero, grande gruppo in un grande ambiente, no? Quello del Palagesteco, che è quello che comprende anche la Marea Gialla e la dirigenza tutta. Aspettiamo poi le partite che abbiamo analizzato, quindi venerdì Udinese, sabato la Gesteco, domenica l'Apu per il grande appuntamento, speriamo che lo sia, ma un altro appuntamento che vi diamo è domani, stessa ora, stesso posto, quindi ore 15, sui canali ufficiali di Tutto Udinese per l'Agenda, la trasmissione che ogni giorno parla delle novità quotidiane dello sport friulano. Ale, per oggi è tutto, io ti ringrazio. Io ti ringrazio te, un saluto a tutti. Ciao a tutti, a domani con l'Agenda. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Valle Talmasson svola che emozione, l'Agenda chiama, resta